Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche appassionate di calcio 5. Trasmettiamo in diretta dal Palapertì di Fiano Romano, l'incontro valevole la 17ª giornata della Serie A2 Girone B, a sfidarsi Roma e Cospisa, formazioni che stanno ora scendendo in campo accompagnate dalla terna arbitrale. Allora è quasi tutto pronto per incominciare, buon divertimento. Dunque tutto pronto ad incominciare, sarà la formazione ospite che muove ora il primo pallone, attaccherà l'azione del Cospisa da sinistra verso destra, Roma che attaccherà da destra verso sinistra. Bartolini per capitano Vitale, Bartolini, Masini, si va da D'Amelia, il lancio lungo, ringrazia la dirimpettaglia di reparto. A destra ora il tocco, Roma che prova con la pressione alta, Cus e quindi cerca la linea verticale, interrotta, poi Bea Martin si ritaglia lo spazio per la conclusione che batte sul corpo avversario. Messa ancora per la Roma, scambio e poi imbucata che non c'è. Provato Ceccavicchi, Vitale, spalla alla porta proprio per Ceccavicchi, primo rimpallo sfortunato per la 3 che ritenta con il destro e trova l'opposizione ospite di Russo. Ceccavicchi, Bartolini, Bea Martin, alza la testa, prova a trovare un varco, non c'è, quindi Bartolini, Vitale di prima intenzione con il destro, spara fuori. Ora sulla destra, pallone un po' corto di ritorno, Bea Martin lo gestisce e ottiene fallo. Liscova aveva servito nei pressi della numero 8, brava Bea Martin a eludere la pressione avversaria con un colpo di tacco complicato ma efficace. Fallo è per la Roma, Ceccavicchi, sinistra, finte, poi conclusione che non finisce di molto larga. Bartolini aspetta, in orizzontale va da Masini, Bea Martin si ferma, la 8 aspetta e va da Bartolini. Ceccobelli muove rapidamente le gambe, all'indietro da Masini, a sinistra da Bea Martin, corridoio geniale per Ceccobelli che va con il mancino, poi palla che rimane lì, ha provato Bartolini ad intervenire, pallone sporcato ma fuori. A sinistra la sfera, poi cross proposta al centro, Russo a metterci la mano, Bartolini a non trovare il guizzo giusto. Bea Martin, Masini, ultimi 4 secondi di gioco. Bea Martin si arriverà allora così a chiusura del primo tempo, infatti arriva il fischio che manda le squadre a riposo, 0-0 il parziale del primo tempo. Si può dunque riprendere con la Roma, muoverà il primo pallone della seconda parte di gara, arriva anche la finta da parte dell'arbitro, simula il fischio, poi sì che dà avvio con Ceccobelli a muovere la prima sfera del secondo tempo. Da Ceccobelli, interviene, mette rimessa. Macauda, Boccadoro. In avanti per Bea Martin, poi Ceccobelli con un po' di campo da poter prendere, linea interna. Bea Martin non la capisce, Cospisa a ripartire sulla destra, deve uscire D'Amelia che sbarra la strada. Grande intervento dell'estremo difensore. Sgasa sulla fascia, numero 8 a contatto con Macauda, lascia che il pallone termini fuori, ma Bea Martin ha dato una grande accelerata, ha provato a far fuori praticamente tutta la linea di difesa del Cospisa, tenta però Macauda a non concedere spazio, Boccadoro allarga, imprecisione nel controllo, ne può approfittare Ceccobelli con la suola, ancora Ceccobelli, se nel momento buono non riesce a concludere, che vuole approfittare di qualche spazio magari concesso in ripartenza dalla Roma per offendere qui con la linea verticale direttamente in zona D'Amelia. Ceccobelli, Bartolini, Bea Martin, Ceccobelli,
La carezza con la suola, poi da Bea Martin che scarica in porta, Russo decisiva, Bartolini, ora interna, Russo la tiene a sé. E Russo per ora è bravo a coprire lo specchio di porta, Ceccobelli che andrà alla battuta dalla destra. All'indietro, Bartolini non ci pensa un attimo e calcia sul corpo avversario di Schiffino. Qui ancora centrale da Vitale, Ceccobelli, la accomoda a terra, la tiene in gioco, all'indietro da Bartolini, centrale da Vitale, Ceccobelli sul palo, poi Vitale con l'opposizione sulla linea. Si può riprendere a giocare, pallone ora all'indietro, un Piludu che ha aperto a destra, Cuspisa prova a risalire la corrente, a fronte Mancino con Macauda, conclusione che per poco non trova l'angolino alla sinistra di D'Amelia. A sinistra da Bea Martin, a destra da Masini, centrale dalla 8 che chiama a salire Masini in corridoio. Bea Martin con il destro, lavora il tiro, Ceccavicchi la riceve sul lato opposto, ancora Roma con Ceccobelli. Bea Martin prova a crearsi lo spazio centrale, poi disegna ancora un tiro con il destro, posizione di Russo. 50 secondi allo scadere anche del secondo tempo, vediamo se basteranno ad una delle due formazioni per passare in vantaggio. Qui break della Roma, 3 contro 2, Vitale, apertura per Ceccobelli, Russo con il braccio, Bartolini che quasi va a smontare la porta dalla disperazione. Riesce a mantenerla vicino a sé, Macauda senza fretta a battere per il Cuspisa che spedisce lontano, gestione del pallone con Landolfo che concede ancora un possesso alla Roma con 8 secondi allo scadere. Bea Martin se la porta sul destro e calcia, Russo ancora una volta a metterci le mani, e questo era l'ultimo squillo perché finisce così il match 0-0 tra Roma e Cuspisa, formazioni che si dividono la posta un punto a testa. E allora al termine del match siamo con D'Amelia, risultato che alla fine non premia nessuna delle due formazioni, reti bianche quest'oggi fra voi e il Cuspisa. Cosa è mancato in fase offensiva? Un po' di fortuna si può dire, un palo preso così, poi hanno messo il pullman davanti alla porta, quindi era quasi difficile metterla dentro. I ragazzi ci hanno provato, però alla fine anche questo è il gioco. Magari qualche conclusione di più sotto la porta poteva regalarci 3 punti. Sicuramente è un pomeriggio che ci aspettava magari con un po' più di gol, alla fine invece 0-0. Ve l'aspettavate? Avete preparato la partita in maniera difensiva oppure è un risultato frutto del gioco alla fine espresso in campo? No, vabbè, sapevamo il loro tipo di gioco, sapevamo che si difendevano molto basse, quindi diciamo abbiamo messo un gioco più offensivo. Nonostante questo non ce l'abbiamo messa dentro, però il portiere è stato bravissimo oggi, questo lo voglio dire. Un po' di fortuna pure, perché sotto rete usciva la palla, però non niente alla fine, ripeto, è anche questo il calcio. Perfetto, allora grazie e alla prossima.